Sempre in tema capitali è stato pubblicato il bando per l'assegnazione del titolo di Città Veneta della Cultura 2022, istituito come legge regionale. Un riconoscimento dedicato ad un comune del Veneto in ambito culturale per sostenere e promuovere il patrimonio culturale, materiale e immateriale, la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio, la conservazione dell'identità, la creatività, l'innovazione, la crescita economica e sociale del territorio stesso. Per il bando la Regione mette a disposizione risorse per 100.000 euro. Si tratta della seconda edizione del bando che lo scorso anno, alla sua prima edizione, è stato attribuito a Cittadella, che ha partecipato dopo aver ritirato la candidatura a Capitale Italiana per la Cultura. Possono presentare domanda i comuni in forma singola o associata, purché territorialmente contigui, e le unioni di comuni del Veneto. Le candidature devono essere presentate entro il 28 febbraio e saranno esaminate da un'apposita commissione. I 100.000 euro messi a disposizione dalla Regione dovranno coprire al massimo l'80% delle spese ammissibili. La parte rimanente sarà a carico di chi vincerà il bando. Le attività previste dal progetto dovranno essere completate entro la fine dell'anno. Senti Barbara, casualmente Sì. passavo da queste parti Sì. e pensavo di andare al cinema. Ah, bene. Hai qualche cosa da consigliarci? Madonna, guarda, ci sono arrivati nuovi adesso dei popcorn al cioccolato, popcorn tradizionali comunque con pochissimi, quasi zero conservanti, al cioccolato e al caramello. Abbiamo queste due tipologie molto croccanti, fatti freschi, diciamo, si mantengono bene in questa confezione ed è un bello snack per andare al cinema e goderti appieno lo spettacolo. Allora dai, dammi un sacchettino che ce lo portiamo via, dai. Eccolo qua, il cioccolato o caramello? Cioccolato. Eccolo qua. L'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccini, ricordando la conformazione orografica del Veneto che rende difficile il ricambio d'aria, ha risposto all'assessore all'ambiente del comune di Vicenza dopo che questi ha fatto dichiarazioni preoccupanti sullo stato di salubrità dell'aria della città, che conchioggia tra le finaliste al bando per la Capitale Italiana per la Cultura 2024. Bottaccini ha ricordato che le competenze in campo ambientale non spettano solo alla Regione, ma anche agli stessi comuni. Inoltre ha ricordato, seppur i livelli di inquinamento siano tuttora preoccupanti, gli ultimi rilievi ARPAV dimostrano un miglioramento dell'aria avvenuto nell'arco degli ultimi 10 anni. Inoltre Bottaccini ricorda la revisione del piano dell'aria e le misure straordinarie prese per mitigare gli effetti e le cause dell'inquinamento nel bacino padano, che include, oltre al Veneto, la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. Venerdì 4 febbraio, domani alle ore 18, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Dialoghi di Orizzonti, durante il quale il giornalista e storico Francesco Bogliani presenterà la sua ultima opera, 1922, una cronaca dettagliata dei fatti avvenuti nel 1922, anno che vide la marcia su Roma, l'ascesa al potere di Mussolini e l'affermazione del fascismo. Sono stati i maggiori quotidiani di quei giorni a fornire notizie e eventi intrecciandosi con i fatti di cronaca e di storia. Si tratta quindi di un libro adatto per comprendere la società del tempo. L'appuntamento sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook Storia e Memoria, sul canale YouTube Radio Balcani e sulla pagina Twitch Orizzonti Chioggia. Allora, stiamo parlando di qua di Elisa. Ciao, Elisa, benvenuti. senti, togli la mascherina, dai, tanto io ho questa FP2, siamo distanti, dai, Io sono super vaccinata. Intanto complimenti che col video che ti abbiamo fatto, hai fatto un successo enorme, bisogna che ti utilizziamo qualche altra volta per qualche altra cosa. Ho visto, grazie, anche merito vostro.
sono contentissima e anche perché ho visto i dati, i numeri, sono super contenta. Adesso mostraci uno dei tuoi articoli. Volevo presentarvi un articolo che noi teniamo da Lily Bijou, che è la collana del momento, la collana nome, in questo caso è il mio nome perché me la sono Mi presa sembra per giusto. me. Però se qualche cliente, visto che va di moda, ha bisogno di una collana con il nome suo, basta che mi contatta nei vari social, Messenger, WhatsApp o in direct, Certo. e io giro il nome al fornitore e in 2 o 3 giorni la collana arriva. Ci tengo a dire che è in acciaio inossidabile, quindi uno può andare al mare, uno può andare, che rimane sempre bella, se vuoi riprenderla di nuovo è molto bella. E quindi ha un prezzo, lo posso anche dire, questa collana costa 25 euro e devo dire che è prezzo qualità ottimo. E niente, per qualsiasi informazione contattatemi pure in privato, insomma. Tanto ti ringrazio ancora perché grazie a te il mio negozio comunque sono arrivate persone nuove e spero sempre di più, man mano che quando vuoi passa. Certamente. Sei ben accetto e niente. Grazie. Grazie a te. In fase di un accertamento predisposto dall'amministrazione comunale a seguito di una segnalazione, il settore promozione del territorio servizi ambiente ha individuato 2 fabbricati con copertura in cemento amianto a Sottomarina Vecchia, sulla fondamenta lungo Laguna, un edificio di proprietà del demanio statale e uno di proprietà di un privato. Si tratta di coperture in fibra cemento in avanzato stato di degrado, pericolosa quindi per la salute dei residenti. L'ordinanza emessa dall'amministrazione Ferro nel 2020 prevedeva che di dovere di provvedere a bonificare gli immobili contenenti amianto in modo da eliminare le condizioni di rischio per la salute pubblica e di verificare periodicamente i manufatti per controllare lo stato di avanzato degrado e provvedere alla messa in sicurezza dei materiali ammalorati. Con ordinanza il sindaco ha quindi imposto al demanio e al privato di provvedere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione alla messa in sicurezza delle coperture dei fabbricati. I lavori devono essere eseguiti da un'impresa iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. La polizia è chiamata a verificare che le ordinanze vengano ottemperate. Le restrizioni e la scuola in DAD ha avuto come effetto collaterale il raddoppio del numero dei bambini che vivono uno stato di obesità che potrebbe avere ripercussioni in futuro. L'arrivo del Covid ha fatto esplodere il problema. L'iperalimentazione è stata la valvola di sfogo per la situazione che si è creata, sommata alle limitazioni date alle attività sportive. I medici dell'ULSS 3 Serenissima hanno constatato anche un aumento delle videodipendenze che vedono un raddoppio dei casi. Ricordando che la farmacia di turno oggi, giovedì 3 febbraio, è la farmacia al mare in via San Marco, io vi ringrazio, vi saluto e se volete passate in negozio col Green Pass. Ciao a tutti!